Buonasera da Telefriuli, ben trovati all'appuntamento serale con il nostro telegiornale. Apriamo parlando di Covid. Con i dati di oggi ci sono anche 2 infermieri di Asuggi tra i positivi rilevati oggi attraverso tamponi molecolari e test rapidi. In particolare sono stati effettuati 4.127 tamponi molecolari che hanno dato esito a 45 nuovi contagi e ci sono 732 test rapidi antigenici eseguiti, qui 3 i casi rilevati. Il 50% dei nuovi contagiati riguarda persone sotto i 29 anni, non si sono registrati decessi, 2 sono le persone in terapia intensiva, in altri reparti sono in cura 23 persone. Appunto 2 casi anche tra il personale del sistema sanitario regionale, un caso tra gli operatori delle strutture residenziali per anziani presenti in regione. Non ci sono invece positivi tra gli ospiti delle stesse strutture. In giornata in cui si parla ovviamente molto di Green Pass, lo strumento viene promosso dal Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, il friulano Silvio Brusaferro, che ha anche parlato del prossimo futuro in 6 mesi con una quota importante di vaccinati. Ha detto si potrebbe passare dalla fase pandemica all'endemia. Il Green Pass è uno strumento utile per contrastare la circolazione del virus e favorire l'obiettivo più ampio di avere immunizzata la gran parte della popolazione. Grazie al vaccino possiamo pensare a un futuro dove convivere con questo virus. Sono parole di Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità e portavoce del Comitato Tecnico Scientifico, in un'intervista al Sole 24 Ore. Secondo Brusaferro, gli sforzi messi in campo nel nostro paese, da ricerca, sanità, industria e da tutti i settori della società, sono tali per cui ora si può pensare di poter gestire la pandemia e conviverci per i prossimi mesi e, se necessario, per i prossimi anni, senza dimenticare che i nostri comportamenti faranno la differenza. Alla domanda su cosa accadrà tra 6 mesi, il friulano Silvio Brusaferro risponde: tanto più alta sarà la quota di vaccinati, tanto più ci potremo avvicinare a uno scenario che ci farà passare dall'epidemia all'endemia, il che vuol dire che il virus continua a circolare ma in maniera limitata e controllata, senza scatenare più grandi picchi. Questo scenario, ha chiuso Brusaferro, si può presentare con una gran parte della popolazione immunizzata. La scomparsa la scorsa notte del direttore dell'area tecnica di Autovie Venete, l'ingegnere Enrico Razzini. Era nato il 25 maggio del 1955 a Montodine, in provincia di Cremona. Aveva conseguito la laurea al Politecnico di Milano dopo una carriera iniziata nel settore delle costruzioni. Era arrivato nel 2008 ad Autovie Venete come direttore tecnico e poi come direttore generale fino al 2013 e dal 2008 è stato il responsabile unico del procedimento della terza corsia dell'autostrada A4, che ha seguito passo dopo passo. Attualmente era direttore tecnico di Autovie Venete. Cordoglio viene espresso dal presidente del Friuli Venezia Giulia e commissario per l'emergenza 4, Massimiliano Fedriga, che ha parlato di un grande professionista che si è dedicato con grande forza d'animo a un'imponente opera di portata internazionale. Per il presidente di Autovie Venete, Maurizio Paniz, all'interno della concessionaria autostradale lascia un vuoto incolmabile. Era un punto di riferimento, un grande esempio, sottolinea il direttore generale di Autovie, Giorgio D'Amico. Con la sua dedizione al lavoro ci ha lasciato un messaggio straordinario. Anche Graziano Pizzimenti, assessore regionale alle infrastrutture, ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa di Enrico Razzini, definendolo un grande esperto in lavori pubblici, un lavoratore instancabile, una persona di grande sensibilità umana. C'è stato un incidente mortale questo pomeriggio lungo la ex provinciale 23 Percotto di Pavia di Udine. È morto un uomo di 79 anni che è uscito autonomamente di strada con la sua auto, andando a finire in un fossato e poi schiantandosi su un terrapieno. Sono stati immediatamente allertati i soccorsi, ma per l'uomo purtroppo non c'è stato nulla da fare. Ed è morto colpito da infarto un 69enne che questa mattina, mentre stava facendo un giro in bicicletta, si è sentito male a seguito di un arresto cardiocircolatorio a Reana del Roiale. Si tratta di un pensionato residente a Tricesimo, è deceduto poco dopo il trasporto in ospedale.
Una comitiva di 2 donne e un uomo, tutti residenti a Trieste, hanno allertato il NUE questo pomeriggio dopo aver perso la traccia di un sentiero scendendo da Casera San Giacomo a Pesari. Si erano molto spaventati, anche se illesi, e la Sores ha inviato i tecnici del soccorso alpino di Forni a Voltri assieme a quelli della Guardia di Finanza di Tolmezzo, che hanno raggiunto i 3 escursionisti, 2 donne dell'87, del 58 e un uomo del 78, che erano effettivamente fuori dalla traccia del sentiero, indossavano calzature dalla suola liscia non adatta a un'escursione in montagna. Sono stati riaccompagnati a valle a raggiungere la propria auto. E c'è stato un incidente a Intrampo di Prato Carnico nel pomeriggio di oggi con un bilancio di 3 feriti, di cui 2 bimbi. Le cause sono al vaglio dei carabinieri della compagnia di Tolmezzo. Nell'impatto appunto tra 2 auto sono rimaste ferite 3 persone accompagnate all'ospedale di Tolmezzo in condizioni non gravi. C'è stato ancora maltempo oggi in regione, in particolare nella zona collinare del Friuli, maltempo che ha richiesto l'intervento a San Daniele dei Vigili del Fuoco volontari locali e anche dal comando di Udine è arrivata un'autogru per la rimozione di un albero che a causa del vento si è schiantato sulla viabilità. La pianta è stata poi tagliata ed è stato possibile ripristinare il transito. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Maltempo anche in Val Racolana, dove questa mattina oltre alla pioggia è caduta anche molta grandine, temperatura in picchiata con il termometro che a Sella Nevea in centro abitato ha segnato 13 gradi sopra lo zero. Sono passati 65 anni dalla tragedia di Marsinelle nella quale persero la vita 262 persone, tra cui 136 italiani. Tra i minatori i nostri connazionali c'erano anche 7 friulani: Pietro Basso di Fiume Veneto, Mario Buiati di Udine, Ruggero Castellani di Ronchis, Lorenzo De Santis di Flaibano, Ferruccio Pegorer di Azzano Decimo, Ciro Natale Piccolo di Povoleto, Armando Zanelli di Palazzolo dello Stella. A ricordarli in questa giornata il senatore di Forza Italia Franco Del Masi in un post su Facebook di fronte a questo anniversario dice: non abbiamo solo il dovere della memoria ma anche quello di trarre una lezione da questa tragedia e agire di conseguenza. Marsinelle, tragica testimone dell'ingiustizia patita, dei diritti violati e delle piaghe sempre aperte delle migrazioni e delle morti sul lavoro, l'ha detto invece la senatrice Tatiana Roiz del PD in occasione della giornata del sacrificio del lavoro italiano nel mondo, istituita appunto in occasione di questo anniversario. Ci sono 27 milioni di euro garantiti tra risorse statali e regionali per il prossimo anno formativo per percorsi ordinari ed realizzarsi in modalità duale per il conseguimento di qualifiche e diplomi professionali. Interesseranno 4.119 allievi del Friuli Venezia Giulia, lo ha stabilito la Giunta regionale su proposta dell'assessore competente Alessia Rosolen. E a proposito di finanziamenti, arrivano 3,5 milioni di euro dal governo per finanziare interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione e riqualificazione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido, scuole dell'infanzia e centri per la famiglia. In base alla graduatoria ne beneficeranno 4 comuni del Friuli Venezia Giulia: Buia con 1.254.000 euro, Gemona con 947.000, Tavagnaco con 580.000 e Fontanafredda con 800.000. Lo rende noto la presidente del gruppo PD alla Camera, Deborah Serracchiani. E a Gemona verrà riqualificata la scuola materna sia dal punto di vista energetico che da quello del rischio sismico, grazie qui a un finanziamento regionale. Il Comune di Gemona ha presentato il progetto di riqualificazione e adeguamento sismico dell'asilo comunale a Regione e al Ministero, ottenendo un finanziamento di quasi 1 milione di euro. Questa amministrazione fin dal primo momento ha voluto puntare sulla riqualificazione di tutto il patrimonio immobiliare scolastico, perché riteniamo che in una zona sismica di prima categoria ci deve essere la primaria importanza di garantire le migliori condizioni di sicurezza, anche perché sappiamo che purtroppo i terremoti ritorneranno e quindi la
la normativa si è evoluta e riteniamo che bisogna migliorare quello che è già stato fatto bene in passato. In questo caso a beneficiarne saranno i bambini proprio più piccoli che già oggi accedono a questa struttura e verificheremo se c'è la possibilità di poter aumentare ulteriormente il numero, perché c'è notevole richiesta. E a Codroipo sarà ulteriormente valorizzato il parco della biblioteca. Vediamo come. Nuovi interventi di miglioria sono stati disposti dall'amministrazione comunale di Codroipo nel grande parco che circonda la biblioteca. È una struttura molto moderna e funzionale, ma che ha avuto ultimamente diversi interventi per il completamento all'esterno della zona scoperta, quindi del giardino attinente e afferente alla biblioteca comunale. Un paio d'anni fa abbiamo inaugurato la ristrutturazione completa con un percorso anche visivo, con citazioni e un piccolo percorso anche storico e culturale e letterario, in cui le persone possono tranquillamente percorrere e leggere alcune citazioni di poeti importanti dei friulani. A questo siamo in fase di completamento della realizzazione del prato, della sistemazione del manto erboso, con l'implementazione di alcune attrezzature e apprestamenti, perché la stessa area scoperta diventi definitivamente anche area spazio culturale da usufruire tutti i giorni dell'anno, ma in particolare l'estate, quindi con proiezioni, eventi culturali, presentazioni di libri e quant'altro, e che diventa un compendio preciso all'interno del teatro comunale, della biblioteca e del futuro centro culturale che sarà molto probabilmente realizzato nella ex Villa Ballico. C'è un notevole aumento di stambecchi e di camosci nella nostra regione, lo dice il recente censimento effettuato nel Parco delle Prealpi Giulie. Mai così tanti esemplari di camosci e stambecchi nel Parco regionale delle Prealpi Giulie. Lo rilevano in questi giorni i censimenti eseguiti sui 2 ungulati che sono protetti all'interno dell'area naturale. Con il coordinamento e la supervisione dei faunisti Marco Favalli e Fulvio Genero, supportati operativamente dagli uomini del Corpo Forestale Regionale e dai Carabinieri Forestali per il Tarvisiano, i monitoraggi hanno riguardato, per quanto attiene agli stambecchi, 3 colonie. Quella del Plauris, istituita nel 1990, era stata colpita diversi anni fa dalla rogna sarcoptica. Così il numero di esemplari era calato notevolmente, ma adesso si registra una ripresa con la presenza di circa 100 animali. La seconda è la colonia del Montasio Jof Fuart, istituita dal Corpo Forestale dello Stato. È quella più numerosa di tutte le Alpi orientali, con 500 esemplari in ottime condizioni di salute. Monitorata anche la colonia del Monte Canin, istituita invece dal Parco Prealpi Giulie e che conta oggi 200 stambecchi. Il camoscio invece, spiega il faunista Fulvio Genero, nel recente passato stava per estinguersi a causa dei massicci prelievi. Accadeva all'inizio degli anni 90 del secolo scorso. Con l'istituzione dell'area protetta e con un proficuo accordo raggiunto con le riserve di caccia locali siamo riusciti a reintrodurre, con un progetto di ripopolamento, 500 esemplari provenienti dalle Alpi marittime. Da allora la popolazione si è moltiplicata, arrivando a oltre 1000 esemplari. È calato il sipario sulle Olimpiadi di Tokyo, edizione indimenticabile dal punto di vista dei risultati non solo per l'Italia ma anche per la nostra regione, anche nel confronto con quelle precedenti. Quelle che si sono chiuse oggi sono delle Olimpiadi da record non solamente per l'Italia ma anche per il Friuli Venezia Giulia. La nostra regione ha potuto infatti festeggiare per 3 medaglie: l'oro di Jonathan Milan nell'inseguimento a squadre per quanto riguarda il ciclismo, il bronzo di Mara Navarria nella scherma, nella spada a squadre, e poi il bronzo nel sollevamento pesi del pordenonese Mirko Zanni alla sua prima esperienza olimpica. Per trovare l'ultimo oro olimpico della nostra regione bisogna andare indietro a Londra 2012, quasi 10 anni fa, quando a conquistarlo fu Daniele Molmenti nello slalom K1. Fu l'unica medaglia di questa edizione, così come una sola medaglia per il Friuli Venezia Giulia arrivò a Rio 2016, l'argento di Chiara Cainero. 3 medaglie come quest'anno a Pechino 2008, il bronzo nel fioretto a squadre di Margherita Grambassi, l'argento nel tiro con l'arco a squadre del triestino Ilario Di Buò e ancora
Chiara Cainero con il suo meraviglioso oro nello skit. 5 medagliati dal Friuli Venezia Giulia, addirittura invece ad Atene 2004. Si tratta di Chiacic, Galanda, Pozzecco e Mian. Nello storico argento della Italbasket, Matej Černić, goriziano, conquistò l'argento nella pallavolo. Per chiudere con le Olimpiadi di questo millennio, a Sydney 2000 furono 2 le medaglie per il Friuli Venezia Giulia, il primo argento per il triestino Ilario Di Buono nel tiro con l'arco a squadre e il bronzo di Paolo Vidoz, goriziano, nel pugilato pesi supermassimi. Sempre dalle Olimpiadi una curiosità, perché c'era una componente friulana anche nel oro dell'equitazione ostacoli con la Svezia. C'è la friulana di Udine Silvia Torresani, veterinaria specializzata in osteopatia e terapie fisiche, che si è appunto occupata per il Team Sweden del benessere psicofisico dei cavalli, di quella che è la squadra di salto a ostacoli oggi più forte del mondo. Grazie per aver seguito il nostro telegiornale e buona serata, arrivederci.